anche organizzazioni che si occupano di formazione professionale. Vediamo. Migliaia di ragazzi in fiera a Verona. Per molti è stato solo uno svago, ma c'è anche chi ne ha approfittato seriamente per guardare cosa c'è oltre la scuola. Job e Orienta 94 si è rivelato anche quest'anno un appuntamento importante per mettere in comunicazione il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. Decine di stand, operatori economici e sociali a disposizione dei ragazzi. Che cosa chiedono i ragazzi con questo stand? Questo stand è lo stand delle università e quindi in pratica chiedono quali sono i corsi che possono frequentare, quali sono gli sbocchi professionali che i vari corsi offrono. È utile questa fiera qui a Verona, tutte queste opportunità? Sì, è molto utile, ci sono vari stage con tutte le scuole dove si può guardare quello che fanno le altre scuole, mettere in confronto con le nostre, insomma. I giovani oggi chiedono molte cose, chiedono più che altro modalità di ingresso nella polizia e chiedono anche un po' il loro futuro in polizia. È difficile entrare in polizia? Abbastanza, perché ci sono parecchie richieste, i concorsi accettano sulle 2000 persone circa, per cui... Sei scoraggiata? No! A Verona la Presidente della Camera, Irene Pivetti, con una calorosissima accoglienza dei giovani, ha visitato la rassegna. Ma la Presidente Pivetti ha anche risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla situazione generale del Paese, per esempio dopo le dimissioni del giudice Di Pietro, e ha sottolineato come i giovani debbano essere esigenti nei confronti delle istituzioni. Vediamo l'intervista. Assediata dagli ammiratori come una star dello spettacolo. Irene Pivetti a Verona in mezzo ai ragazzi firma autografi. Sarà per il suo passato da volontaria delle ACLI, sarà perché è giovane. Il Presidente della Camera ha fatto un bagno di folla dopo aver detto ai ragazzi di Job 94, il meeting della formazione del lavoro, di essere esigenti con chi li rappresenta, con le istituzioni. In quanto ai temi di attualità, Irene Pivetti si è tenuta lontana dalle polemiche. Ecco come commenta i timori del giudice Caselli sulla solidità della democrazia. La democrazia nel nostro Paese è salda e matura e si fonda su delle istituzioni non soltanto dalla lunga storia, ma anche direi di buona tenuta. Il momento è difficile per il nostro Paese perché è un momento di grande travaglio, di grande cambiamento. Credo che il senso di responsabilità di tutti i cittadini italiani si sia manifestato più volte, se non altro, non so, anche soltanto nella grande, tutto sommato nell'ordine nel quale si sono svolte anche tante manifestazioni di piazza. Voglio dire, quindi anche la protesta al di fuori dei confini delle istituzioni si è svolta finora in maniera molto civile. Su Di Pietro nessun commento, la Pivetti ha solo detto che sì, potrebbe esserci un dibattito in aula sulle dimissioni del giudice, ma io, ha aggiunto, sono al di sopra delle parti. Hanno scelto di fare il loro